Il coronavirus continua a contagiare sempre più persone e sta mettendo a dura prova il sistema sanitario. Con 370 nuovi contagi giornalieri, l'US4 Veneto Orientale ha appena registrato il numero più elevato di sempre, tanto da aver fatto raggiungere la quasi totale occupazione dei posti letto al Covid Hospital di Jesolo. Abbiamo già iniziato ad organizzare dei posti letto, qualora ve ne fosse la necessità, anche all'ospedale di Portogruaro per ricevere pazienti Covid. In provincia di Venezia ogni 10.000 abitanti si registrano 140 nuovi positivi Covid al giorno. La crescita dei contagi preoccupa anche l'Ulstra e Serenissima, nei cui ospedali sono attualmente ricoverate 428 persone, di cui 46 in terapia intensiva. L'azienda sanitaria veneziana è impegnata in un'azione che va dal fronte scolastico, con più di 50 interventi e circa 1.500 tamponi negli ultimi 2 giorni, a quello del lavoro. A Porto Marghera la collaborazione con Fincantieri, Comune e Prefettura ha portato a risultati incoraggianti. Siamo passati dalle decine di unità di qualche mese fa alla qualche unità dei giorni scorsi. E questo è dovuto appunto all'attenzione che viene messa all'interno della Fincantieri nel monitorare, nel tracciare i contatti positivi e quant'altro. A non aiutare l'interruzione dei contagi sono viceversa atteggiamenti che riguardano il tempo libero e continuano a verificarsi soprattutto nel fine settimana. Se la gente continua ad assembrarsi, ad uscire, ad andare tutti al bar assieme, succedono le cose che abbiamo visto sabato e domenica scorsa, non si potrà parlare di un rallentamento, ma iniziamo a non vedere veramente la fine di questo fenomeno. All'ULS 3 gli accessi al pronto soccorso sono diminuiti del 35% rispetto all'anno scorso ed è un dato positivo. Dovremo, lo dico con molta franchezza, riuscire proprio a portarli a zero questa presenza di codici bianchi nei pronti soccorso, perché sono situazioni, quelle classificate come codice bianco, che possono essere gestite a casa.